Semplice, sembra normale, sembra la Palissiano. Allora, Di Bella, Pizzul, guardate un po' cosa abbiamo fatto invece a Caterpillar, il nostro programma radiofonico su Radio 2 in questa settimana. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori chi di loro ha il coraggio di affrontare le fatiche quotidiane del tragitto casa-lavoro in bicicletta. È stata una selezione naturale, persone che tutti i giorni fanno molti chilometri per andare a lavorare in bicicletta. Abbiamo selezionato i migliori polpacci di Radio 2. Eccoli qua, da sinistra verso destra, buonasera. Raffaella Cirelli, 32 km al giorno. Giorgio Zambotti, 70 km al giorno. Chiara D'Ambros, 20 km al giorno. Daniele Mauri, 30 km al giorno. E Matteo Redaelli, 15 km al giorno. Complimenti. Che agonisti, che ciclisti. Raffaella, lei li fa tutti i giorni, anche quando piove, sempre? Sempre, c'è il poncho per poter andare in bicicletta quando piove. Senta, la domanda di base, perché lo fa? Perché faccio bene a me stessa, faccio bene alla mia città, risparmio un sacco di soldi, sono sempre puntuale, non ho bisogno di andare in palestra. Un sacco di motivi. Raffaella, ma è vero che lei ha le natiche più sode di tutto il globo terracqueo? Perché non chiedere queste cose? Non le guardiamo, ma ci crediamo se ce lo dice. Ho 51 anni, mio marito dice che mi difendo bene. Grazie, beato quell'uomo. Zambotti, lei mi permetterà, è diversamente giovane. E riesce, nonostante questo, a spararsi ogni giorno 70 km in bicicletta. Beh, sono anche pensionato, per cui ho parecchio tempo. Sì, ma 70 km sono tanti. Ho un po' barato, non proprio tutti i giorni. Vabbè, 50. La prende solo per andare a ritirare la pensione all'ufficio postale? Sì. Qualcosa del genere. Beh, complimenti comunque, e questo l'aiuta. Beh, sì, mi aiuta. Sì. Non Poi so io se abito... Don Fabio in questo, lei Don Fabio è abituato a un territorio, quello della stazione di Brescia, variamente frequentato. Esatto, è un luogo dove si rubano molte biciclette. È un luogo dove probabilmente alcune delle bici di Bruno sono da noi lì alla stazione di Brescia, perché, quindi le ho anche comprate, ma no, non vorrei dire questo. No, non dovevi dirlo, ma... L'ho detto. Don Fabio, no, ma è vero, mi è va in venuta una bicicletta? lettura spirituale della bicicletta. Pensa, no? Mentre girava Bruno mi è venuto Ricordi che è una rete laica, quindi... No, ma tranquillo, sereno, spirituale, sai, discretamente laico, bipartisan, permettilo massimo. Allora, la ruota dietro, no? È che è il mondo quello passato. La ruota davanti è il mondo che ci aspetta. Ci vogliono una persona o due che fanno due cose particolari. La prima chi guida e la seconda è chi ha voglia di pedalare, perché se nessuno ha voglia di pedalare non andiamo da nessuna parte. E l'altra riflessione che facevo è che lì ci sono anche un sacco di stranieri, non solo di italiani che vanno in bicicletta. Forse perché non hanno i soldi per la macchina, forse perché non hanno altre cose. Per loro però è uno strumento molto singolo. Democratico, se vuoi. Non è uno strumento per mostrarsi, ma per vedersi. E per lei, Don Perché Fabio, la bicicletta salverà il mondo, come ci siamo chiesti? Sì, almeno dalla polizia sì. Ti dico quello che mi è capitato ieri sera. Ma come? No, ma ti spiego, ieri cosa è sera. successo? Perché esco con lo scooter, ma io sono così, no? Esco e dall'oratorio faccio un pezzo sul marciapiede, mi ero dimenticato il casco. Parallelamente arriva la polizia, si ferma, tira giù il finestrino e mi dice: e secondo lei noi che cosa ci stiamo a fare? Già, esatto, ho deciso che uso la bici. Quindi è democratico e si viaggia Bravo, sempre. Don Fabio. No, va bene. Pizzol, lei diceva 40 anni di Rai, 20 anni di biciclette perché qualcuna gliel'hanno rubata. Che tipo di biciclette ha posseduto? Che cosa ha amato in particolare? Ma io penso di essere stato preso di mira da quelli che sono collezionisti di biciclette altrui, anche perché conoscendo molti del mondo del ciclismo, anche di quelli che fanno le biciclette buone, ex corridori e via dicendo, me ne hanno regalate molte biciclette anche di e quelle te le rubano, no? Per cui inevitabilmente ho avuto bellissime biciclette. Non si può fare pubblicità, non posso dire di chi era. E per cui ho deciso ultimamente che è meglio rifugiarsi in biciclette meno appariscenti. È come se la bicicletta spingesse un po' naturalmente verso il basso, a non essere troppo apparenti. La moderazione. Beh, allora Massimo, noi abbiamo provato a fare un altro esperimento, Pizzul. Abbiamo inviato un'altra inviata nel futuro, fra una settimana. L'abbiamo mandata da un grande campione del passato, Sante Gaiardoni, campione del mondo, campione olimpico, grande ciclista, e abbiamo chiesto a Gaiardoni di raccontarci come si sceglie una bicicletta. Questa donna è Marina Senesi, nel presente e nel futuro. Sante, buongiorno, che piacere, che onore. Grazie, comunque va a bicicletta anche lei, sono contento. Ecco, sì, avrei questo problemino, la trovo poco scorrevole, mi aiuta? Sì, essendo la bicicletta pieghevole e adatta che non occupa spazio così deve essere, non può essere scorrevole come una bicicletta
Turotte del 28 senza accessori, senza niente, molto più scorrevole. Parliamo di quella più scorrevole. Sì. Va? Andiamo. Questa qua per esempio è una bicicletta al quale ho fatto tempo a correre anch'io gli ultimi anni della mia carriera. Siccome qui siamo nel futuro, io so per certo, essendoci, che i ragazzi adesso hanno una moda, vanno in giro con queste biciclette senza freni. Esatto, perché un ragazzo oggi deve dimostrare qualcosa che vale, qualcuno che ha coraggio, Ma non dica così, che non ha paura. non dica così che vanno a ammazzarsi. No, non è vero, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo insegnato al ragazzo se c'è una difficoltà che deve fermarsi, come può fare? Col guantino sempre nella mano, frena qua davanti, frena e si ferma lo stesso. frena? Poi avendo lo scatto fisso, un po' si aiuta con lo scatto fisso, un po' frena con la mano, cosa succede? Che si rallenta e passa in mezzo al traffico. Signor Sante è sicuro di quello che dice? Sì, vedo che vanno in giro, ormai è diventata una moda. Però il problema è insomma l'educazione alla strada. Infatti in questo caso voi ci pensate prima, cioè lei so per certo che... Sarebbe bello, sì, sarebbe bello oggi, come è stato promesso e come è tanti anni che noi ex ciclisti e così via, vogliamo fare una scuola permanente dei bambini per abituarli a fare dello sport, del ciclismo, per abituarli ad andare in bicicletta, a fare il colpo d'occhio, per abituarci ad andare in mezzo al traffico, come a riparare una bicicletta, come rispettare i segnali e farsi rispettare. Mi perdona signor Sante, Sì. noi siamo nel futuro come lei sa, Sì. quindi i campionati di ciclismo su strada, i mondiali, sono appena finiti, quindi noi, Ciri Solibello no, però noi sappiamo chi ha vinto. Chi ha vinto? Gilbert. Allora, vado in bicicletta? Sì, prego. Esco? È tutta Me ne sua, vado? prego. Se poi vuoi fare anche un po' di surplus, Io può farlo inizierei tranquillamente. a fare un po' di surplus perché sono portata. È portata lei, sì. sì. E adesso Allora mi posso tiene? insegnarle. Allora Sì. io la tengo un attimino, lei mette i piedi lì, Sì. ecco, lei così, ecco, vede che ce la fa, guardi. Mi molli un Eccolo, po'? sì. Eccolo, ecco, è Mi ha libero, mollato? guarda, libero. Brava. Libero. No. Vabbè, vado adesso, Prego, poi prego. magari Prego. Ecco. Opla. per me sono i freni. Pedalando indietro frena, attenzione, Aia, si fa male, Una scena penosa quella di Marina Senesi nel passato come nel futuro, ce ne scusiamo. Terribile e orrenda, Massimo, però abbiamo sentito Gagliardoni e il suo pronostico, vince Gilbert, ha detto Lui ha detto Gagliardoni, vince Pizzul. Gilbert, sì. Secondo lei? Io temo che vinca Freire. Freire? Sì. Ma e Nibali, l'italiano? No, Nibali ha vinto in modo straordinario la Vuelta con un comportamento... ma lì si tratta di una gara in linea, di una giornata sola, senza salite particolarmente impegnative, anche se poi, dato che le dovranno fare una quindicina di volte, alla lunga peseranno. Freire. Io penso Freire perché è uno molto furbo, astuto e che... Ok, lo se no segniamo, lo mettiamo a verbale. Sui nostri punterei su Pozzato. Che bella Pozzato. cosa. Senta, Riondino, lei ha assorbito tutto questo alto dibattito, noi siamo un varietà filosofico, ce lo restituisce come un vecchio copertone forato, quale lei è. Quello che volevo dire, vorrei dedicare questo anche alla grande gara dell'Eroica che si svolge nel Chianti sulle strade bianche. No, tu sai, a Gaiole, questi posti arrivano tutti vestiti da antichi ciclisti e questo è un canto scritto da un antico poeta popolare di Gaiole che si chiamava Giusto Rapporto. Giusto rapporto. Era il nome del poeta. Questi nomi popolari. C'è no? stata anche una Lei l'ha tappa del Giro conosciuto? d'Italia sulle strade bianche del Non Chianti, sapevo questo. sì. So che anche lì si cade e ci si fa molto male. Altro che sulle strade Ci bianche. si sbuccia sulle Si strade. pedala per i monti e per i villaggi, si pedala per i colli e per le piazze, si pedala in silenzio e con schiamazzi pedalano i ragazzi e le ragazze e pedalando sfilano i paesaggi, sfilano i campi e sfilano le piagge, riconfermando la sentenza antica che se pedali ci si fa fatica. Il ciclista, che Dio lo benedica, pedala mentre cadono le bombe, pedala tra il papavero e l'ortica, pedala mentre squillano le trombe. Attraversiamo il tempo con fatica fino dai giorni delle catacombe e la nostra metafora perfetta è l'uomo in sella ad una bicicletta. Il versomante di Paternoster, David Riondino. Bravissimo. Complimenti, maestro. Bruno, Complimenti. lei che volente o nolente un furto qua, un regalo là di biciclette, ne ha avute tante, a quale ha voluto più bene? Una mountain bike, una city bike. La prima bicicletta che ho avuto quando me l'hanno regalata, perché mio padre, che era una persona straordinaria ma un po' strana, sosteneva che tutti i guai dell'umanità derivavano da quelli che hanno studiato e non voleva che andassi a scuola e mi aveva promesso che la prima insufficienza che avesse presa
mi avrebbe regalato la bicicletta. Un giorno presi 5 in matematica in terza media, mi svegliai e l'indomani mattina avevo una bicicletta appoggiata. Lì rischiarono seriamente il divorzio, mio padre e mia madre, che aveva idee un po' diverse. Però quella bicicletta ottenuta con scarso merito, ma come frutto di promessa precedente. Incentivazione al contrario. Al contrario. Lui Bruno Pizzul, la bicicletta salverà il mondo. Grazie Bruno Pizzul. Torniamo però subito da Marco Ardemagni nel 2016. Ardemagni, che politica è questa del futuro? Amici, questa è la politica del fare, non più la politica del solo promettere. Il nuovo ministro dello sviluppo economico, Mara Maionchi, ha promesso un nuovo inno agli italiani, un nuovo inno che